Ci salveremo all'ultimo secondo dell'ultima giornata. Me lo ricordo ancora. Erano queste le parole di mister Ranieri a inizio stagione, che sosteneva continuamente che il percorso sarebbe stato difficilissimo, che sarebbero passate libecciate incredibili, ma che alla fine il Cagliari si sarebbe salvato all'ultima giornata. In una cosa aveva torto, che ci siamo salvati alla penultima giornata. E sì ragazzi, perché la partita di oggi con Sassuolo è una partita difficilissima e l'abbiamo visto anche nel primo tempo, una partita dove il pallone scottava, c'era paura, però Ranieri questo l'ha capito, ha capito che il Sassuolo aveva un unico risultato, la vittoria. Si tiene l'Ovumbo per il secondo tempo, mantiene lo 0-0 nel primo e nel secondo tempo butta dentro l'Ovumbo, butta dentro Prati e soprattutto butta dentro Nicolas Viola, che ci serviva come il pane. Ma soprattutto il cambio di Lovumbo e di Prati svoltano la partita, perché proprio Prati in una mischia su un tocco di Dossena all'indietro a segnare il primo gol in Serie A, un gol che pesa tantissimo, e poi il rigore nel finale di Gianluca Lapadula che ci dà una salvezza con una giornata d'anticipo. Che dirvi ragazzi, sono contentissimo, un grazie a tutti quanti, a quelli che ci hanno sempre creduto, e un grazie speciale al nostro mister che a distanza di 30 anni, ripeto, un'impresa impossibile, ci riprende dalla Serie B, da un 14° posto che davvero rischiavamo tantissimo i play-out, una cavalcata straordinaria fino all'arrivo in Serie A e quest'anno la salvezza. Che dirvi ragazzi, io spero che mister Ranieri rimanga, perché è entrato nel cuore di qualsiasi tifoso sardo e cagliaritano, però forse tutte le storie belle finiscono, e che dirvi ragazzi, come in un film, salutarlo così sarebbe bello, per quanto possa dispiacere, però forse la cosa più importante è che il Cagliari ancora una volta e tutti i sardi abbiamo raggiunto la missione, ovvero la missione di mantenere la Serie A, troppo importante per il movimento sportivo di tutta la Sardegna. Un grande grazie a tutti ragazzi, guarda caso io mi trovo a Trieste, e che dirvi, Trieste che ci ha ospitato tantissime volte quando il nostro Sant'Elia non era agibile. Destino? Non lo so, mi piace credere alle belle favole, ma oggi un unico grido, sempre e comunque. Forza Cagliari!